Stefano Zulianello, nuovo vicepresidente di CIA Venezia, imprenditore, si occupa di seminativi. Qual è la situazione del comparto seminativo in provincia di Venezia, vicepresidente? Se vediamo il 2017 è stata un'annata molto difficile sui seminativi, dovuta al caldo durante l'estate e alla siccità. Anche la siccità ha fatto il suo, magari più a chiazze rispetto alle temperature, ma abbiamo avuto grossi problemi, risultati finali a zone pessime. Allora, un mandato importante questo nella squadra del presidente Paolo Quaggio. E quali sono le aspettative del vicepresidente Zulianello? Ma io già vengo fuori dalla giunta con un'esperienza di 5-6 anni in giunta della CIA di Venezia. Mi hanno un po' coinvolto, diciamo così, cercherò di dare il massimo che posso, sempre però legato al tempo disponibile che ho, perché purtroppo non ho solo l'azienda seminativo, ho anche un vivaio, ho anche una azienda con una parte anche di contoterzismo, quindi tempo ne ho ben poco. Cercherò di fare al massimo come l'ho fatto fino adesso. Parlando di vivai, qual è la situazione del comparto vivaistico? Ma io sinceramente nella zona, io sono nel comune di San Michele, nel nord-est di Venezia. Sulla zona nostra io faccio tutto in grosso, non faccio vendita diretta o produzione di piante in vaso, arbusti, e vendo quasi tutto all'ingrosso. Commercianti, vivaisti, garden. Sono solo, non mi lamento, dico la verità, cioè il vivaio sta andando bene, non mi lamento assolutamente, che mentre andiamo in altre zone come la Toscana, lì è grave. Allora, un'oasi felice, noi auguriamo buon lavoro a Stefano Zulianello, neo vicepresidente di CIA Venezia. Grazie.